Buonasera, benvenuti a Corner. Siamo arrivati al capolinea, scendiamo qui stasera, però c'è tempo per parlare di questo. Grazie per essere ancora una volta insieme a noi, ad Angelo Patanè. Io sono ancora sull'aereo, purtroppo, e da quel posto non volevo scendere. Scendi dall'aereo. Buonasera ad Alessandro Vagliasindi. Buonasera, io non ero neanche salito su quella. Hai fatto bene. No, lo dico per evitare stress, non per altro. Benvenuto ad Angelo Micale che avete intravisto nella inquadratura larga della nostra regia. Buonasera a voi. Lui era sulla mongolfiera, come ha fatto sempre nella cosa, sempre uno attento, no, viaggia piano, no, non si espone mai. Andiamo dall'altra parte dello studio, sì. Andiamo da Naomi, buonasera. Buonasera Angelo, buonasera a tutti. Scendete, venite qua fra noi, e questa è l'ultima puntata di Corner, e quindi per l'ultima della volta stagione, attenzione. Della stagione, e quindi per l'ultima volta vi dico, mandate i vostri messaggi al numero in sovraimpressione. Bene, adesso andiamo dai cugini perché ci sono anche loro. Buonasera ragazzi. Buonasera. Ciao ragazzi e buonasera. C'è stato un po' di frastuono, che cosa avete combinato? Perché sentivo la regia un po' in difficoltà. Sì, abbiamo camuriato i microfoni. A Antonio gli piace rompere i microfoni, è così. Basta, purtroppo non è un rompete suo più passatempo. microfoni, state tranquilli. Sì, gioco. Fra poco torniamo da voi ragazzi. Allora, adesso, visto che Patanè ha raccontato che è ancora sull'aereo, ancora così, vediamo una clippettina che il nostro Fabrizio Rizza ha preparato e ha montato su quello che avete fatto in questa Ecco. trasferta, non sì. solo in quel giorno. Dai, vediamolo insieme. Anima rocchettara in questo racconto di quello che è stato, insomma, la trasferta, il viaggio ad Avellino, un viaggio, Patanè, non posso non chiederti, Angelo, non dei voli aerei, no, non dell'aereo. quelli no, quelli sono Però fatti interni. si è fermato però forse sul più bello. Assolutamente sì. Ma Angelo, perdonami, Sì. quel disturbatore di tanti anni fa in tribù a stampa Ancora è presente. era presente? Ancora è presente, anzi, per sdrammatizzare partiamo subito con un aneddoto, anche per ringraziare qualche collega di Avellino che ovviamente ci teneva a fare una sottolineatura. Micale sa perfettamente, Gagliano pure, abbiamo girato tutti gli stadi con Alessandro, eravamo proprio lì quando c'erano quei disturbatori, che la tribuna stampa di Avellino è proprio sotto un anello degli ultra dell'Avellino, i quali hanno il tempo di girarsi, poi provare a sollevarsi e fare di tutto, tant'è vero che durante la partita c'è stato di tutto. Come al solito ci sono state anche la pioggia di sputi, che è una tradizione evidentemente di Avellino. È una manifestazione di accoglienza. Di accoglienza. La cosa bella qual è stata, Angelo? No? Che mentre ovviamente i disturbatori sputavano verso di noi, si affaccia una collega di Avellino, rivolta ovviamente ai supporter dell'Avellino, ha detto ragazzi, ci siamo anche noi qui, cioè fate attenzione, Prendete solo loro. Prendete solo loro, e qua ci siamo anche noi. Questa è una collaborazione. Una collaborazione assoluta. Vabbè, sentito queste cose, adesso però cerchiamo ora di andare. Torniamo alla partita. Andiamo alla partita, ma cerchiamo di farlo in maniera veloce, perché credo che in questo momento bisogna rivolgersi lo sguardo a quello che sarà. Allora, visto che andiamo Angelo. sulla partita, Sì. vediamo la clip sulla partita d'accordo. che ha preparato come sempre Massimo Ceravolo, e poi dopo Pensieri in libertà. pensieri, no, senza esagerare, chiaramente, ci conteniamo. Vediamo la clip.
Fa male perché Angelo a 7 minuti dallo scadere dei tempi regolamentari, più recupero, subire quel gol fa male. Però, ne abbiamo parlato oggi con Alessandro nel corso di anteprima, si vedeva che la squadra a un certo punto non ne aveva più. Angelo, allora, nel calcio niente è scontato e niente è sicuro fin tanto che non finisce la partita. La sensazione che abbiamo avuto è che durante i primi 45 minuti il Catania potesse fare un colpaccio all'Avellino. La percezione è stata chiara per buona parte anche all'inizio della ripresa, seppur tra tutte le difficoltà a cui è dovuto andare incontro Zeoli nella programmazione di questo match, al di là del fatto che giocavano i soliti 11, al di là del fatto che l'Avellino ha una rosa che ovviamente è il doppio rispetto a quella del Catania, è tutta composta da giocatori di alto livello e alto spessore. Rimane il grande amaro in bocca per un'occasione che magari non ci avrebbe portato ancora più lontano, però un altro giro di valzer io l'avrei fatto con questa squadra e con questo gruppo. Alla fine ci prendiamo quello che forse ci siamo meritati di prendere, nel trend vittoria sconfitta questa squadra non ha mancato purtroppo questo obiettivo, a una vittoria è seguita una sconfitta, un risultato negativo, qualche riserva su Zeoli al quale va il merito di aver ricreato un gruppo e probabilmente il demerito di non avere ancora probabilmente l'esperienza e le spalle così larghe da dire no a qualcuno e da dover dir sì a qualcun altro. È strano che non abbiamo giocato neanche pochi minuti di questa partita con un giocatore come Chiricò, bene o male andrà via, non resterà, ma una chance andava data, così come andava data a Chiarella, e visto che avevamo la panchina assetata e soprattutto in debito d'ossigeno, un giocatore come Rapisarda, che poteva avere una proiezione diversa nell'arco di queste due partite, poteva essere utilizzato. Per il resto è giusto così. Fammi parlare un attimino e fammi sentire il pensiero di Angelo Micale, poi vado da Alessandro con il quale già abbiamo parlato oggi a pranzo, in anteprima. Allora, premesso che non vorrei essere stasera, sto cercando di misurare quello che penso, quello che vorrei dire, anche perché bisogna andarci cauti per certi versi, però io questo giro di valzer me lo sarei, francamente non l'avrei fatto. No. Ma non avrei fatto neanche il primo giro di valzer, anche perché questa squadra non andava da nessuna parte. Adesso diciamolo chiaramente, Zeoli ha fatto una specie di miracolo per arrivare lì. Io vi faccio presente che il Catania ha giocato con un solo centrocampista questa partita, perché Teglio e Ndoi, incredibilmente, che ne possa dire il signor Grella che avrebbe comprato a gennaio solamente giocatori pronti, ancora oggi non hanno neanche i 90 minuti di autonomia. Il Catania ha giocato praticamente soltanto con Welbeck e lì Zeoli non poteva inventarsi completamente niente. Ma in ogni caso questa squadra non avrebbe probabilmente avuto la forza di riuscire ad andare avanti. Forse poteva anche superare questo turno, ma poi comunque alla prossima, grazie anche a quel sorteggio disgraziato, perché Grazie è stato un Brocchi. sorteggio veramente... Grazie Brocchi. Brocchi. Grazie a Brocchi che ha Sì, Brocchi, le palline. per Sono anche lui. dei messaggi da casa per questo sorteggio. Perché così. quel sorteggio poi ha dichiarato praticamente la condanna a morte di questa squadra in effetti. Era andata troppo bene in Coppa Italia, troppo bene in Coppa Italia come sorteggio, perché il Catania ha giocato tutte le partite praticamente in casa, ma io ripeto, questo giro di valzer, questa delusione, perché poi alla fine, sebbene non ci ho mai creduto neanche per un minuto, ma la delusione rimane lo stesso, perché ormai mancavano solamente 7 minuti. Poi però, ripensandoci con calma, dico vabbè, ma poi dopo avrebbe incontrato il Vicenza, quindi ci sarebbe stato ancora più complesso. Io quello che invece penso che sia importante, anche perché il passato è passato e il passato va a male, io ne sono sempre convinto. Ora quello che è più importante è pensare davvero a quello che è il futuro di questa squadra, a cercare di non commettere ancora una volta gli errori che abbiamo visto perpetrare per tutti e 365 giorni calcistici, che sono di meno. Comunque questi 9 mesi
diciamo, non vorrei rivedere ancora una volta tutta una serie di tragici errori. Prima ci hanno detto una cosa, poi ne hanno fatto un'altra, poi magari ci possiamo anche tornare, anche se, ripeto, mi piacerebbe parlare più del futuro che non piuttosto del passato. Siamo passati Micale si è patanizzato praticamente 2 ore e un quarto che parla. perché fa impressione il fatto che sto parlando per più di un certo periodo, ma in realtà non è tanto. Ho cronometrato, sono 2 minuti, per Patanè sarebbe una bazzecola. No, manco a farlo. No, io dico semplicemente, qua siamo passati alla sostenibilità economica, a rifare una squadra di sana pianta a gennaio. Forse era meglio fare un'altra dichiarazione a inizio d'anno. Questo è un campionato d'assestamento, vediamo quello che arriva. E forse sarebbe andata probabilmente anche in una maniera diversa anche per i tifosi, che non avrebbero avuto questa delusione grossa, perché perdere ai playoff è una delusione incredibile. Alessandro, ti resterebbero 30 secondi prima Che di... devo dire? Dopo questi cosa devo dire? Vabbè, in però qualche una modo, considerazione in l'ho qualche fatta. modo sì, mi ricollego al discorso che secondo me è stato cruciale, che è riferito al centrocampo. Perché questa squadra comunque Zammarini non lo può regalare a nessuno. Quindi aver giocato ad Avellino senza Zammarini, già in una condizione di grandissima emergenza a centrocampo, secondo me è stata la notizia più ferale della vigilia di Avellino Catania. E questo ragionamento che fa Angelo ci riporta purtroppo alle nefandezze del mercato di gennaio, perché alla fine della fiera noi ci siamo ritrovati nella partita decisiva con Tejo Endoi con una 50ina di minuti sulle gambe, Sturaro forse una decina di minuti nella migliore delle ipotesi, i 3 giocatori su cui sostanzialmente si erano basate tutte le valutazioni di mercato sul centrocampo. Forse addirittura doveva essere questo il centrocampo titolare nell'insieme, Tejo, Endoi, Sturaro, probabilmente. Non lo abbiamo visto, e quindi poi è inevitabile che una panchina, quella dell'Avellino, che ha già a disposizione 14 effettivi contro gli 11 del Catania nella partita, quindi già 3 opzioni in più di scelta, bastava smanettare qualcosa come ha fatto Pazienza per invertire l'inerzia della partita, perché secondo me Pazienza ha fatto una follia schierando questa squadra con un modulo diverso ma totalmente fallimentare, pensando che con Sgarbi, Gori e Patierno contemporaneamente avrebbe messo a ferro e a fuoco l'area di rigore del Catania. Nulla di tutto questo, perché l'Avellino si è praticamente spaccato in 3 tronconi, doveva una difesa bloccata perché fatta di giocatori molto statici che non potevano azzardare uno contro uno in marcatura in uscita, centrocampo di diciamo operai, e poi questo tridente d'attacco che sulla carta doveva spaccare la partita, in realtà è stato il vero handicap di tutto il primo tempo dell'Avellino. Il Catania, a mio avviso, non ha ottimizzato al massimo quel primo tempo, dove, approfittando di tutte queste contingenze e di un'area di contestazione che serpeggiava sempre più, doveva segnare il secondo gol, esattamente. Se il Catania avesse creduto di poter segnare il secondo gol come la partita diceva in quel momento, io credo che il passaggio del turno sarebbe stato in cassaforte. Subito dopo, all'inizio del secondo tempo, Pazienza fa determinate mosse. Qui dobbiamo anche valutare le mosse di Zeoli, nel senso che se tu dopo 5 minuti togli Cicerelli e metti un difensore puro come Celli, anziché ruolo per ruolo mettere Chiarella o Marsura o Chiricò, magari non dai quella sensazione di rinunzia a priori alla fase offensiva, incoraggiando l'Avellino, che secondo me con questo cambio ha preso coraggio. E poi ti trovi paradossalmente, ho finito anch'io, perché mi sono patanesizzato anch'io, ho finito. No, il paradosso è che tu nella fase in cui subisci il 2-1 ti trovi con in panchina sia Chiarella che Chiricò. Bene, punto. allora... Scusa, posso permettermi soltanto una cosa, per essere un attimino oggi un po' fuori le righe, e pensare che noi avevamo Rocca e l'abbiamo dato all'Avellino, Che l'ha tenuto in panchina. che l'ha tenuto in panchina. Mi basta solamente questo. E se si fosse infortunato Welbeck, ci andavi tu a fare il Io centrocampista? non lo so come riuscire.
Facciamo una cosa, facciamo la pubblicità, poi vado da Naomi perché sono tanti messaggi Ma inoltre volevo... e attiviamo il primo dei Ma colleghi. soprattutto. Basta, state buoni, pubblicità. Altro. Bentornati a Corner, allora attiviamo subito il collegamento con Carlo Breve, l'abbiamo voluto stasera in studio in maniera virtuale, in collegamento però certamente, considerato insomma, che è stato un nostro compagno di viaggio per tutta la stagione. Buonanotte dico a te Carlo, perché sono le 3:07, dove ti trovi tu della notte? Buonasera a tutti. È un grande piacere rivedervi. Ne approfitto per salutare perché ho sentito dallo studio Angelo Micale, che è tantissimo tempo che lo vedo e lo amo affettuosamente. Ciao Carlo. Allora Carlo, brevemente volevamo avere un pensiero, in qualche minuto hai visto la partita? Mi risulta che tu hai visto la partita nonostante insomma, ti trovi a migliaia di chilometri di distanza. Ci dici in 30 secondi un giudizio sulla partita e poi ci proiettiamo assieme anche allo studio a quello che dovrebbe essere il Catania del futuro, quello che il Catania dovrebbe fare già da subito. Angelo, mi senti? Sì, ti sento, certo. La partita, dico, facile da analizzare, grande primo tempo da parte del Catania, secondo tempo da dimenticare perché secondo me il Catania si è abbassato troppo, si è quasi consegnato, ecco, all'Avellino, che ha fatto una pressione continua nella metà campo del Catania. Anche i cambi non hanno aiutato, non sono stati proficui, ecco. Le idee di Zeoli non hanno dato i risultati che si speravano, ecco. E invece sono molto d'accordo con l'analisi fatta da Angelo Micale poco fa, ho ascoltato le sue dichiarazioni. Insomma, il Catania secondo me, per avere avuto speranze di arrivare in Serie B, doveva aver recuperato a pieno regime, secondo me, Di Carmine, Sturaro e Chiricò, cosa che per svariati motivi non è successa, ecco. Con l'organico a disposizione ha fatto il massimo che poteva fare e secondo me sarebbe stata dura, anche passando il turno, andare avanti. Certo, avremmo allungato questo grande sogno e sarebbe stato positivo per tutti, ma con l'organico che si ritrovava il Catania, così risicato, così all'osso, secondo me era veramente difficile andare avanti. Carlo, ti interrompo un attimo perché vorrei fare una finestra con gli amici da casa, con i telespettatori, perché non abbiamo sentito ancora nessun messaggio, mi pare giusto. Poi torniamo da te e ti lasciamo libero fra non molto, così puoi tornare a riposare, perché è stato, diciamo, in piena notte ti abbiamo buttato giù dal letto. Allora, Naomi. Io dopo i monologhi di oggi non ci credevo che mi avreste dato la parola e finalmente, cari amici, leggiamo i vostri messaggi. Scrivono: buonasera, il grande Avellino da voi paragonato al Manchester City Nishiu Suttancham. Alessandro, della serie Chi è più bello di te sicuramente si trucca. Continuiamo con una parentesi autocelebrativa, però oggi ci sta. Siete il migliore programma siciliano di tutti i tempi. Troppo buoni, troppo buoni. E laddove ne esistesse uno migliore era sempre di Antena Sicilo Telecolor, non si può sbagliare, ragazzi. Continuiamo. Michele Zeoli da riconfermare, scrive Antonio. Poi in tema prossima stagione, tanto lo dico sempre che non Mufazzo l'abbonamento e poi alla fine Mufazzo, scrive Dino Lazzara. Purtroppo i catanesi moriamo del nostro stesso male, è la nostra croce. Picchinici minuti non c'è ficiumo. A Maglia, a Surano, i Carusi, i cosi sanaddiri, scrive Mimmo. Giusto, le cose giuste devono essere sottolineate, fai bene. Poi a proposito di Brocchi e del poco fortuito sorteggio da lui perpetuato, scrive Cicuppa Brocchi, che se pescava un'altra pallina ne faceva giocare con Real Madrid. Va, sempre firmato Tino Lazzara. E per il momento mi fermerei qui. Grazie Naomi. Allora, comincerei da Carlo. Carlo, a questo punto ci siamo messi alle spalle una stagione tribolata, una stagione complicata, dove il Catania comunque ha vinto la Coppa Italia e alla fine i playoff li ha fatti.
le ha fatti primo turno e prima fase, seconda fase quella nazionale. A questo punto per te da cosa si deve ripartire e come si deve ripartire? Ma si deve ripartire innanzitutto dalla considerazione che questa squadra, questa proprietà, questa squadra ha salvato la stagione, perché secondo me vincere la Coppa Italia è stato importante, e ridare dignità a questo gruppo, ridare entusiasmo e affetto a 20.000 persone che hanno sognato è stata una cosa non di poco conto. Quindi secondo me queste sono cose da considerare positive, e poi sapranno loro dove intervenire, dove agire, perché è chiaro che quest'anno è stato un anno difficile, in campionato si è veramente sfiorata quasi, abbiamo visto il baratro da vicino, e sono delle situazioni che non si dovranno ripetere l'anno prossimo, ma chi sta dirigendo la proprietà sicuramente avrà fatto tesoro e non farà più questi errori, insomma. Carlo, in studio come sai c'è Angelo Patanè, c'è anche Alessandro, due riflessioni da parte di Angelo e di Alessandro, e poi lasciamo libero a suo riposo Carlo. La riflessione la facciamo dopo. Io vorrei fare invece una domanda più diretta a Carlo, col quale ho condiviso insieme a tutti quanti voi 2 anni meravigliosi, ma guarda la formazione del Catania, mi dai 4 giocatori da mantenere, non ti dico chi mandare, ma 3 o 4 giocatori che vorresti l'anno prossimo, non di più, perché sennò ti metto in difficoltà. La domanda, pure l'anno scorso me l'hai fatta. Vabbè, è chiaro, è chiarissimo che il Catania dovrà ripartire da Castellini, da Cianci, da giocatori che quest'anno hanno fatto veramente bene. Ce ne sono tanti altri, insomma, sicuramente Quaini, mi viene in mente Zammarini, ho detto già 4. Questi sono giocatori sicuramente che dovranno rappresentare la spina dorsale del Catania. Credo che abbia fatto un grandissimo di stagione Furlan, così come Monaco ha fatto veramente bene, è stato uno dei difensori di categoria che ha fatto bene. Ecco, ce ne sono tanti altri su cui puntare. Secondo me non si dovrà rivoluzionare la rosa, ma prendere dei giocatori che sicuramente possano integrarsi. Penso a un terzino che quest'anno per vari motivi è mancato, purtroppo Celli ha fatto benino nell'ultima parte da braccetto, ma sicuramente bisognerà vedere come si dovrà giocare. Non si potrà sfiancare Cicerelli in quella posizione, è sprecato in quella posizione Cicerelli, da tutto fascia a sinistra, quindi un altro giocatore secondo me da tenere in grandissima considerazione è Cicerelli. Poi sarà la proprietà a verificare se dare delle altre chance a qualche altro giocatore che magari quest'anno si aspettava di più e invece non ha reso per come di dovere. Alessandro. E allora Carlo, io invece faccio una domanda che in qualche modo è una provocazione. Sicuramente ti ricordi che in qualche puntata scorsa abbiamo affrontato insieme a Grella, che era ospite in studio, una possibilità di mercato che riguardava in alternativa o Zanellato o Liotti. Praticamente Liotti era già col biglietto aereo pronto per venire a Catania e in alternativa c'era Zanellato. Liotti alla fine non è venuto a Catania, è andato ad Avellino e invece è arrivato Zanellato. Peraltro in un momento storico in cui il Catania aveva una criticità evidentissima a sinistra, perché Mazzotta purtroppo non aveva confermato le attese, e quindi io ti chiedo a posteriori ovviamente, se il Catania avesse preso Liotti anziché Zanellato avrebbe fatto un affare? Alessandro, è inutile piangere ormai sul latte versato. Sicuramente quella è stata una falla sull'auto di sinistra che il Catania si è portata dietro. Io non credo che Mazzotta abbia fatto così male. Disastri ne abbiamo parlato più volte, non ne ha fatti. Sicuramente è stato penalizzato da una condizione fisica che per motivi
di un infortunio, lui ha avuto, credo, un'operazione all'ernia, non l'hanno fatto rendere al meglio. E Celli non ha risposto secondo quelle che erano le aspettative. È stato ceduto anche il ragazzo che così bene ci aveva impressionato nelle partite di Coppa Italia. Maffei. E poi in quel ruolo ha dovuto adattare Cicerelli. Sicuramente quella è stata, secondo me, una falla che ha avuto il Catania, quindi sicuramente andranno a ricoprire quel ruolo, e se non confermeranno Celli, questo non so, questo sarà insomma il nuovo tecnico e la proprietà che decideranno il da farsi. E un'altra cosa, Carlo, in vista, diciamo, stagione 24-25, chiediamo subito operatività al club per evitare i ritardi della scorsa stagione, che poi purtroppo si sono pagati. Il problema grosso, Carlo, e vorrei che mi rispondessi, è probabilmente la necessità di sfoltire partendo da giocatori oggi in esubero che hanno contratti a lunghissima gittata, e sarà molto complicato liberarsi di questi esuberi con questa situazione contrattuale. Ne convieni? Sì, ma sicuramente il ruolo del nuovo direttore sportivo, che sicuramente ritengo sarà messo nelle condizioni di poter lavorare bene, dovrà essere quello di sì portare a Catania dei giocatori professionali al sistema di gioco del nuovo tecnico, ma anche, non so se verrà riconfermato Zeoli, io ritengo che abbia fatto un buon lavoro, ma soprattutto il lavoro del nuovo direttore sportivo di sfoltire i giocatori in esubero, e credo che sia un compito che dovrà fare e potrà fare tranquillamente. Sta nei suoi compiti, quindi non solo quello di portare giocatori bravi, ma anche quello di riuscire a fare mercato in uscita, quindi deve essere bravo in ambedue le situazioni. Allora, Carlo, noi ti stiamo per salutare, però so che è una cosa che non diresti tu, lo dico io. Ti ringraziamo per tutto quello che hai fatto e siamo orgogliosi di averti avuto con noi per tutto questo tempo, perché so che stai facendo un lavoro strepitoso in Cina, so che sei uno dei professori più stimati, so che ti hanno invitato anche per l'anno prossimo e per la prossima stagione. Mi auguro di ritrovarci qui, non ci sarà corner quando ritornerai, però magari non ci lasci per andare in Cina. Fatti dare uno step, anche un corso dopo i playoff o quantomeno dopo la promozione in Serie B. Grazie Carlo. Ciao Carlo. Sono felice di sicuramente quando tornerò andremo a fare una cena insieme tutti quanti. Cantine aperte, Carlo. Ormai la fase di discesa sono gli ultimi 15 giorni. Io ringrazio voi invece per questa grande opportunità che mi avete dato, di grandissima visibilità. Ho sempre detto a tutti voi, anche saluto Alberto e lo ringrazio, che la visibilità datami dalla vostra emittente è stata sicuramente a quella che mi dava la visibilità da tecnico, cioè la riconoscibilità che mi davano le persone fuori per strada, non l'ho mai avuta neanche quando ho allenato in grandi piazze, quindi sono veramente felice di far parte della vostra squadra. Grazie Carlo, buonanotte, ti ringraziamo per questo tuo intervento. Ci risentiamo presto, ti aspettiamo comunque. E da un allenatore all'altro permettetemi di salutare, intanto faccio un breve passaggio, Pino Rigoli. Grazie per essere con noi, Pino, buonasera. Ciao. Grazie Pino, torno da te fra un attimo. Intanto abbiamo un paio di messaggi da Naomi, poi abbiamo i cugini da sentire anche. Beh, più di un paio, ne abbiamo parecchi oggi di messaggi, e molti rimpiangono quell'azione bloccata dal fischio finale dell'arbitro nella prima partita d'andata. Avevamo fatto bingo con il secondo gol. Buonasera Filippo Belgiorno. No, non è questo il caso, era un altro messaggio, però ho cliccato quello sbagliato, e anche questa è un'altra verità. Avevamo fatto bingo col secondo gol. Ripartire da Guaini, Cicerelli, Cianci, Zammarini, Castellini e Buà. A Cuppa, scrivono, perché hanno rintracciato la colpa di questa sventura, è quella di Patanè.
Caronzimi su giubbotto scaramantico. Per il resto l'Avellino ha avuto la fortuna che era testa di serie e soprattutto che Cianci si è mangiato il gol nel secondo tempo, scrive Rino da Belpasso. No, alt. Quello era fuori mani in alto, gioco. questa è una rapina. Quello era fuori gioco tutta la vita. Sarebbe Se stato Cianci bloccato avesse fatto gol sarebbe stato annullato col VAR. Bene. Continuiamo. Buonasera a tutti. Ci speravo tanto vedere Patanè saltare come un pazzo alla promozione del Catania. Io aspetto l'anno prossimo, scrive Agatino. Buonasera, spero che non arrivi Filippo Inzaghi. Secondo me non è tagliato per questa categoria. Sarebbe l'ennesimo sbaglio, scrive Franco 65. Poi Scusa, Naomi, Sì, prego. aggiorniamo quello che abbiamo detto oggi. Poi ci in torniamo anteprima. però, No, vabbè. In questo momento in pole position per la panchina del Catania c'è Mimmo Toscano. Bene. Tutto Ci ciò- fermiamo qui, dopo facciamo... Ma non li vedete i messaggi, vero? No, perché io clicco, però non vedo apparire proprio niente. Potrei cliccare Qualcuno si vede? Sì, Ora, sì, stiamo ora, vedendo. ora appare, Ora- no, che ora bello. troppi. Ora Ora sono troppi. tornati. Ancora qualche messaggio? Sì. A proposito, ripartire da Mimmo Toscano. Ecco, Poi, perfetto. per la prossima stagione confermerei Furlan, Buono, Quaini, Cicerelli, Welbeck, Zammarini, Teio, Ndoi, Cianci, che ci ha fatto un po' sognare. Il resto a casa, Sebastiano Del Belpasso. Vabbè, una buona quota, pensavo peggio. Grazie Naomi. Su qualcuno non sono d'accordo. Comunque. Torniamo da te, poi apriamo altri discorsi. Chiedo a Pino Rigoli di pazientare una parentesi un pochettino più leggera adesso con i cugini. Ragazzi, intanto facciamo una prima parte di rassegna, vediamo se nel segmento conclusivo riusciamo a fare, quindi un paio di quotidiani li facciamo velocemente. Allora ne facciamo solo due, Solo perché, due, così poi andiamo da Pino Rigoli. perché dai. poi abbiamo quello scoop Sì, finale. sì, quindi, andiamo da Pino Rigoli. Ok, E poi andiamo allora da Pino saremo Rigoli. brevi e leggiamo anche le virgole. Vai allora con il chiacchiere dello sport che intitola Si chiude il sipario per un Catania quasi sempre lario. Gli Etnei vengono eliminati dopo un primo tempo di speranza contro un Avellino di poca sostanza. Zeoli analizza la gara con i campani. La delusione è tanta, ma sono orgoglioso dei ragazzi. Tanti di loro hanno capito cosa significa vestire questa maglia. Prima evidentemente non gli era stato spiegato. no, prima forse non lo sapevo. Qualcosa lascio, sta alla società costruire bene e non ad muzzum come quest'anno. Dai, che la prossima ce la Vediamo facciamo. cosa ci dice l'allenatore dell'Avellino, pazienza. Abbiamo avuto tenacia ma soprattutto pazienza. Esatto, giustamente. Su questo non c'erano dubbi. Sapevo che i gol sarebbero potuti arrivare con due prodezze dei nostri e sono puntualmente arrivate con gli unici 2 tiri in porta. Durante l'arco della stagione, infatti, loro hanno subito Eurogol anche da gente coi piedi quadrati. Da Latina a ovunque. Vediamo le ultime notizie del ritiro precampionato. Dopo i clamorosi errori della passata stagione, il ritiro non sarà più fatto sotto i 40 gradi siciliani. Meno male. Si cominciano a sondare le possibili soluzioni. Tra le sedi più gettonate ci sono Tunisi, Tripoli e Marrakesh. Freschetto. La campagna acquisti del 2024-2025? Non commetterò gli errori di quest'anno. Grella è già al lavoro per la prossima stagione e conto di ufficializzare parco giocatore e direttore sportivo la settimana dopo Ferragosto. E mi sembra che è già la terza giornata. Ci siamo, vai. Sull'organigramma invece cosa... Secondo indiscrezioni, le varie figure che comporranno lo staff dirigenziale etneo saranno assegnate tramite un sorteggio integrale che vedrà come teste di serie Grella e Carra. Poi c'è sorteggio poi. Ad estrarre le palline sarà Cristian Brocchi. No, ancora? Ma è così. Il sorteggio verrà trasmesso in diretta su Netflix. Così lo possono vedere un po' tutti quanti. Tutti. Ultime notizie sulla campagna acquisti 2023-2024. Quindi quella scorsa. Sì, quella scorsa. Secondo indiscrezioni, le scorse campagne acquisti sono state condotte su Google. Cliccando sul tasto mi sento fortunato. Più o meno così, non siamo stati allora saltiamo, avevamo il Financial Times, il via delle Financial Times, ma andiamo direttamente al resto del librino. Vai. Che intitoli? Ricoghiamo i barattelli. Sì. Il Catania perde ad Avellino e viene eliminato nei quarti dei playoff. Gli etnei erano passati in vantaggio grazie ad un gol del solito Cianci, il cui valore supera quello di tutti gli altri attaccanti misassemi. Ora come ora sì. Dopo un primo tempo quasi perfetto, la squadra arretra un po' Giusto un po'. e subisce 2 camurie di Eurogol sugli unici 2 tiri in porta degli Ippini. Il cammino di quest'anno spedde qui. L'anno prossimo ce la facite a fare una squadra come si deve? Speriamo di sì. Dai. Speriamo di sì. Passiamo alle interviste post gara. Capitan Castellini è delusissimo. Fermate proprio adesso che eravamo diventati una squadra. Giusto ora. Ringrazio mister Zeoli, lui sa che l'importanza di un giocatore è data dal valore morale e non da quello economico. Esatto, sono usciti fuori ora i valori. Andrea morali. Steglio è amareggiato. Loro hanno avuto il giusto cocktail di bravura e fortuna. Sì. Purtroppo dobbiamo ingoiare questo calice amaro. Ciccio Rapisada è addannatissimo. Chi mala scarogna va.
ma te dimmi ne vai o dopo giusto per buttare ciubiccio. Pittare Ciubiccio. Mi sembra giusto. Adesso passiamo alla domanda da $1 milione. Chi sarà il nuovo mister? Per la panchina si fanno nomi di grandi giocatori del passato, da Inzaghi a Caserta, fino all'ipotesi interna Grella. A questo punto facciamo Tanto uno fa l'altro. Come ogni settimana, invece, in edicola con il resto del librino. In regalo il puzzle La Società di Calcio. Puzzle composto da 5 pezzi, facili da ordinare, adatto a bambini e dirigenti maggiori di 4 anni. Dai, la società la possiamo fare. Chiudiamo con la solita Chiudiamo con la chiosa. mitica Chiosa chiosa dietro del Pittera. Pittera. Come potti scurare una eliminazione del genere. Hanno fatto proprio cambiare il titolo di Vittorio Pittera. E io direi, boss, che presto ci fermiamo qui. Grazie, ci fermiamo fermiamo qua perché e poi vorrei andare a torniamo. sentire. Grazie ragazzi, torniamo Si da dice voi fra che Pittera pochissimo. potrebbe essere il nuovo direttore sportivo del Addirittura. Beh. Andiamo da Pino Rigoli. Pino, noi abbiamo fatto tante considerazioni sulla partita, sull'eliminazione, che a questo punto diciamo sì, c'è stata, ma bisogna guardare avanti. Tu hai vissuto stagioni simili, hai vinto la Coppa Italia, hai giocato poi i playoff a Viterbo. Insomma, quando si esce a un certo punto da quello che è la post-season, c'è tanta delusione perché magari ci si crede, no? Si arriva al punto di... Però finito tutto questo, come si ricomincia, come si riparte? Ma come si riparte? Penso che compito della società, diciamo che adesso gli attori principali dal campo si passa alla scrivania, dove sicuramente la società deve riprogrammare la nuova stagione, sicuramente facendo tesoro di scelte magari sbagliate, perché magari tu ponevi delle aspettative su alcuni uomini che magari quelle aspettative non sono risultate adeguate per quelli che erano gli obiettivi della società, quindi sicuramente bisogna ripartire. È normale, sai, poi il campionato di quest'anno aveva dato dei numeri che secondo me erano tangibili, dove è vero, in campionato la squadra ha avuto delle sofferenze, poi magari in qualche partita singola riusciva ad estrarre qualcosa dal cilindro, e quindi alla lunga diciamo che la classifica si rispecchia pure nei playoff, quindi ritengo che la società deve fare delle attente valutazioni per quanto riguarda, perché io ritengo che se noi andiamo a prendere singolarmente i giocatori del Catania, sicuramente sono dei giocatori importanti, dei giocatori forti, dei giocatori di grande spessore, però poi il fatto di metterli assieme non si è riusciti a essere squadra, e lo dimostra il fatto che non c'è stata continuità di risultati a vincere quelle 3-4 partite di fila che ti potevano dare là. Buonasera Pino, ti saluto Alessandro. Buonasera, ciao. Ciao. Due domande. La prima, se secondo... Sì, assolutamente sì. La seconda è piacere. La prima è se a tuo avviso il Catania a un certo punto ha veramente rischiato di finire ai play-out e quindi rischiato di retrocedere, e la seconda è se, come insomma abbiamo dato notizia oggi in anteprima corner, il profilo di Mimmo Toscano a tuo avviso possa essere il profilo migliore per ripartire con una guida tecnica sicura. Ma guarda, per quanto riguarda Mimmo, io ti rispondo, sono di parte, quindi magari stiamo parlando di un mio amico carissimo, quindi sicuramente è una scelta importante, una scelta giusta, però ripeto, io sono di parte, quindi una persona a cui stimo, a cui ci sentiamo spesso, e quindi ritengo che sia uno che per la piazza di Catania sicuramente un profilo importante, uno che ha vinto ovunque. Ha vinto diversi campionati, ma ripeto, per vincere, sai, non ci vuole solo l'allenatore, no, sicuramente. Ci vogliono giocatori, io ritengo che la società poi alla fine è all'apice di questa gerarchia, perché la società penso che sia fondamentale per quanto riguarda il successo, quindi l'allenatore è una di quelle componenti. Mimmo sicuramente vai su una persona, prima voglio dire persona e poi allenatore, non così a caso, è uno che sa il fatto suo, è uno che ha grandissima esperienza, e quindi sicuramente può supportare la società
in quelle scelte fondamentali per programmare una stagione di livello, perché penso che il Catania, anche perché il che se ne dica, però sicuramente la società ha fatto dei grandi investimenti, quest'anno ha dimostrato di in Siamo vicini ai 10 milioni di euro, Pino. E quindi voglio dire è stata sempre presente, quindi sia Pelligra in primis che il presidente, Grella, dico, con tutte quelle scelte sbagliate che magari possibilmente dettate magari non dico dall'inesperienza, da quelle situazioni che magari la Serie C a volte, perché se noi andiamo a prendere quest'anno, allora il Crotone ha fallito, il Catania ha fallito, il Benevento ancora sono in gioco, l'Avellino, voglio dire, c'erano 4-5 squadre che sicuramente erano importanti. Chi vince il campionato della Juve Stabia. Nell'altro girone vince il campionato il Mantova che non c'era messo, quindi voglio dire quest'anno è stato un anno anomalo dove sicuramente il fatto di spendere i soldi non ha pagato, quindi hanno vinto due squadre che hanno speso nettamente, forse meno della metà, quindi tutto dipende secondo me dalla scelta dei giocatori, ma ripeto, non mi voglio ripetere, essere logorroico, però voglio dire, i giocatori del Catania quest'anno sicuramente sono giocatori di profilo alto, e sicuramente il fatto di metterli assieme c'è stato qualcosa che non ha funzionato. Pino, ci fermiamo noi per la pubblicità, se tu hai la bontà, la pazienza di aspettare qualche minuto ci ritroviamo. Mi faccio perdonare delle tante chiamate che purtroppo non mi è stato mai possibile intervenire per impegni miei di lavoro, e quindi sai, vi stimo tutti e quindi con grande piacere anche perché mi devi rispondere all'altra domanda. La sentiamo dopo la pubblicità. L'altra domanda? Il rischio retrocessione. Resta lì. Ma tu lo sai meglio di me. Resta lì, pubblicità fra pochissimo. Eccoci di nuovo insieme, allora torniamo da Pino Rigoli che deve una risposta ad Alessandro Vagliasindi. Pino, allora. Sì, giusto. E allora, guarda, francamente il rischio c'è stato in quei momenti, sai, si paventava questa possibilità, però devo dire che poi alla fine il campo ha detto altro, quindi, ma francamente ti devo dire la verità, si paventava quella situazione, è innegabile. Perché sai, a volte l'episodio poi ti gira contro e rischi di andare a fare i play-out. È il merito più grosso di Zeoli secondo te? No, non lo so, guarda, non so dirti quale potrebbe essere il merito di Zeoli, anche perché io l'ho vissuta da lontano e quindi non so che dirti. Ok. Allora Pino, prima di chiudere e di salutarti, ti volevo chiedere semplicemente se per quello che tu già stai cercando di percepire, che percepisci comunque, hai una panchina pronta o se hai voglia di ritornare presto in panchina? Ma la voglia, guarda, io sono un uomo di campo, quindi la voglia non manca mai, sicuramente c'ho il fuoco dentro, però ripeto, siccome non voglio fare danni, perché ormai il calcio va un po' a rotoli per quanto mi riguarda, sto generalizzando, non voglio parlare di casi singoli, e quindi sai, prima che fai certe scelte e vai a fare dei danni è meglio valutare bene qualsiasi situazione si presenti. È stato chiaro il tuo messaggio, noi ti ringraziamo per essere stato con noi. Noi ti aspettiamo alla ripresa dei nostri appuntamenti, chiaramente qui in studio però, se non hai una panchina. Se dovessi avere una panchina, se trovi una panchina, ti auguriamo un campionato lungo e vincente. Troveremo il tempo per venire pure, cercherò di trovare il tempo pure per venire da voi, perché mi fa sempre piacere rivederci e incontrarvi. Stasera vedo che c'è pure Michele, che saluto con un grande abbraccio. Ciao Pino. Grazie. Ciao, buona serata. Grazie Pino, una buona serata. Stasera collegamenti velocissimi perché abbiamo dato un attimo, prima di perdere il filo, Patanè, dobbiamo organizzare bene le cose perché abbiamo un po' di situazioni. Per la risposta
da tanto tempo. Vorrei Pino che facessimo velocemente, fra non molto dopo la tua considerazione, la domanda, quello che è un giro rapido con i cugini, perché dobbiamo chiudere la rassegna stampa, poi abbiamo le pagelle e poi abbiamo da parlare del Catania del futuro. Alessandro, quale sarà il Catania del chiesto futuro? quali fossero i meriti di Zeoli. Sì. Zeoli ne ha tantissimi. Uno è un uomo che rappresenta ormai nel cuore dei catanesi anche un emblema per quello che ha fatto e per quello che è riuscito a portare a compimento. Non tutti avrebbero avuto la forza e il coraggio di metterci la faccia nel momento più complicato di questa stagione. Era più facile per un buon stipendiato del Catania, ma dico nel senso ovviamente non facendo parte dei quadri, perché faceva parte comunque dello staff tecnico, ma non i quadri, nulla a che vedere con gli ingaggi di Lucarelli, tanto per darci un'idea, o le pretese di altri giocatori. Il cui contratto non è ancora stato risolto. E a fronte di tutto questo ci ha messo la faccia, ci ha messo la dignità, ci ha messo l'orgoglio e ha provato a fare quello che ha potuto, cioè tantissimo, perché ha vinto la Coppa Italia. Ci sono detrattori che dicono la Coppa Italia noi a Catania non l'abbiamo addegnata, abbiamo fatto male, perché a noi la Coppa Italia in fondo non è un male che sia arrivata e l'abbia vinta Zeoli. Trofeo nazionale. Siamo arrivati nella parte quasi delle semifinali dei playoff e lo dobbiamo al lavoro che ha fatto Zeoli. Un profilo come Zeoli non lo farei scappare dalla società e non lo faranno scappare. Uno dei pochi ad aver fiutato il pericolo della retrocessione, l'ha detto in tutte le conferenze stampa, compresa quella di presentazione, quella di presentazione dopo l'esonero di Lucarelli, in cui Grella parlava di obiettivi di tutt'altro tipo e Zeoli, mi ricordo, puntualizzò subito: attenzione perché ancora ci dobbiamo salvare. Me lo ricordo perfettamente questo passaggio. Non sarà il prossimo tecnico del Catania, forse è meglio così. Ma magari resterà nello staff tecnico. Ma se ci fosse la possibilità di avere un terzo tecnico, perché chi arriverà a Catania porterà anche con lui il secondo e quindi non sarà neanche il secondo del primo, beh, io Zeoli dalla panchina non lo schioderei più. Toscano ha sempre lavorato con un collaboratore fisso suo. E non ci sarà allora, Zeoli. adesso poi apriamo un segmento di trasmissione tutto dedicato alla Catania del futuro. Chiederò a te anche, Angelo, indicazioni per quello Tu stasera vuoi aprire troppe cose. Secondo me troppe cose, il tempo è finito. No, ancora non è finito, ragazzi. Chiudiamo con i due ultimi giornali da vedere. Vado dei cugini. Sì, perché abbiamo due scupponi, così abbiamo due giornali scandalosi, scandalistici, più scandalosi, forse più scandalosi. E il primo è Novella Orumila. Esatto, il mensile dei Obelischi, che intitola Emily Rataitoschi con Angelo Patanè, si fici unificu. La nota modella è stata stregata dal fascino della sua tigna e dalla sua logoricità. All'inizio lo avevo scambiato per un afroamericano. Giustamente. Adoro la sua voce sensuale ed il Anche fatto. all'aeroporto vanno scambiato, ho detto lei è italiano. Esatto. Infatti dice adoro la sua voce sensuale ed il fatto che riesce a parlare anche 7-8 ore di fila. Però ho trovato il modo per farlo stare zitto. Non lo vogliamo sapere. Non indaghiamo. Sulla destra, sulla sinistra invece, una notizia su Carlo Breve, perché è diventato un sex symbol in Cina. Milioni di cinesi, per imitare il Bleve style, stanno andando dallo stesso parrucchiere, giustamente, e cominciano a parlare il mandarino caccararo. In Cina la pagina Bleve allusicami tutta pala ha già avuto più di 2 milioni di follower. E sono pochi, sotto per essere cinesi sono pochissimi. No, è imbarazzo, quelle quartiere è imbarazzo. Invece sotto c'è una notizia. È una notiziona, la notizia è quella di Naomi con un calciatore del Catania. La soubrette è letteralmente caduta ai piedi dell'ex Takayuki Morimoto. La showgirl ammette estasiata. Quei baci che sanno di orientale, di esotico, di aglio. Ecco, forse è per quello che è caduto ai piedi. Ho svenuta. Esatto. Abbiamo in fondo anche una notizia che ci riguarda, perché il manager dei cugini Lele Mammora, detto un broglia popoli, menaggerone, proprio una persona squisita, avevamo ricevuto un'offerta da TV8 per il programma OnlyFans. In realtà era una mail per l'abbonamento a pagamento su OnlyFans, che è un'altra cosa. Che tra l'altro già ce l'abbiamo, quindi era anche inutile. Passiamo a un altro giornale che è Chi mi sta condando. Chi mi sta condando, esatto. Che e intitola
La villa sul lago di Como lasciata dalla Ferragni e da Fedez è stata comprata da Gagliano. Smentisco. Sì, Smentisco. con soli 5 milioni di euro l'Anchorman si è aggiudicato il lussuoso edificio grazie alle sue 20 ore di lavoro giornaliere. Giustamente scavidando Non sta sempre ma chi spende i soldi. Contento il suo vicino di casa George Clooney mi ha fatto passare l'insonnia leggendomi ogni sera la rassegna stampa. Giustamente, chi non ne approfitterebbe? Esatto. O chi non passerebbe l'insonnia con la rassegna stampa. In cambio gli presto sempre il mio jet privato per fare avanti e indietro dagli studi delle Color. Esatto. Mi sembra giusto. Sempre sulla sinistra abbiamo una notiziona che riguarda il direttore Micale. Una foto proprio fresca. Il direttore Micale e la love story mancata. Nel 1991 Pensate. Sharon Stone e Sophie Marceau mi invitarono ad un pranzo romantico a Taormina. Il direttore Micale. Rifiutai l'invito per seguire la diretta di Battipagliese Catania. Mi sembra giusto. Quando c'è la partita di Mi cartello. sembra giusto. Questo è un po' inquietante, No, ma è inquietante perché è improbabile. Perché francamente di Battipagliese Catania in questo caso mi sarebbe fregato molto poco. Quindi, Giusto. Meglio così, meglio. Allora è umano. al merito. Passiamo. Abbiamo un'altra notiziona. Sì, che riguarda Vagliasindi. Sì. Vagliasindi duetterà con Alvaro Soler. Alvaro Vitali. Pronto il tormentone dell'estate dal titolo Te quiero más che un director sportivo. Bello, sarà il tormentone dell'estate. Passiamo. Ma c'è una notizia che riguarda anche l'altro direttore, Alberto Cigalini, che confessa: quest'anno abbiamo speso una fortuna per garantire lo psicologo a Marco Carli in seguito alle trasferte fatte con Badanè. E chi non ne avrebbe avuto bisogno? Giustamente, hanno avuto bisogno. Ma chiudiamo con una chiosa della dottoressa Ciancio. Ah. Sconsolata ci racconta come può tagliunnare una trasmissione del genere. Mi Ce sembra lo giusto. chiediamo, ce la chiediamo. E questa era Un la saluto alla chiosa dottoressa. Ci sta guardando, come sempre. Speriamo che non ci butta fuori, dico, però voglio dire che nel senso, la cosa è Ecco, probabile. bravo. Adesso ci fermiamo qui, ragazzi. Basta. Fra poco vediamo cosa possiamo fare perché siamo in ritardo terribile. Ma sono fantastici. Siamo in un Ma ritardo. noi dovevamo fare la moviola. Non possiamo fare più nulla, dobbiamo fare semplicemente la pubblicità adesso, dopodiché Pagelle. Pagelle, parliamo del prossimo Contro Pagelle e e parliamo futuro. del prossimo futuro del Catania, insomma, Catania futuro vicino, prossimo, veramente. Dopodiché abbiamo un altro collegamento da fare, fra pochissimo. Restate Sì, lì. ciao, Stasera è una ciao. serata difficile, molto difficile. Ripartiamo con corner, ripartiamo dalle pagelle. Naomi. E ripartiamo dal migliore dell'ultima partita disputata dal Catania, ovvero Pietro Cianci con voto 6,5. Vagliasindi scrive: con un guizzo da attaccante vero segna il gol che sembra corroborare i sogni di grandezza e per tutto il primo tempo porta a spasso la difesa avversaria, non trovando però la collaborazione di Di Carmine. Si può ragionare sull'episodio del minuto 66, quando lasciato da Welbeck si invola solitario sulla sinistra prima di essere stoppato da Ghidotti, ma il fermo immagine sul passaggio dimostra che l'eventuale realizzazione sarebbe stata invalidata per il fuorigioco. Il miglior acquisto di gennaio. E passando al campetto vediamo che a Zeoli l'ultimo voto attribuito da Vagliasindi è un bel 6. 6 anche per Furlan, 6 per Monaco e Quaini, 5,5 a Castellini, 5,5 a Bois, 6,5 per Ndoi, 5,5 per Contec, 6 per Welbeck e Teio, 6 anche per Cicerelli, 5,5 per Celli, 5 per Di Carmine, 5 anche per Marsura e 6,5 per Cianci. Grazie, non credo ci siano commenti da fare su queste pagelle. Vediamo le contropagelle dei cugini e poi ci dedichiamo veramente al Catania del prossima stagione. Catania, Catania, tu sei la gioia della nostra città. Fullan 5,5. Ai chiappi moschetti. Saimi 7. Il risultato non influenza una moscio di prestazione. Ma 180 minuti che difficile ci tirando specchio a ciò due mosci di gol. Nesce con gori, sgabbia e pate non da sacchetta. Simon Bauer. Monaco 6,5. Rolore regarina, muscoli indolenziti, sciatica, crampi, cervicale e con tutta d'acqua magari un po' osteoporosi. Per perdere più tempo fa conto che simulava una gravidanza isterica. Sul difensore può essere Ferro e può essere Piuma. Welbeck 6.
sua vista rinnovare, mettitici una clausola secondo la quale su sta risica a tirare in botta scatta automaticamente a scicatelo concetto. Noi 6,5. Dopo 5 mesi ciao, forma fisica e di giocatori. Ora giustamente sturaro 2, non poi giocatori, e manco un po' fatto capire più tempo che l'Avellino. Voto che rappresenta due campagne acquisti fatte che veri. Di cammine 5, di sabato a oggi si dovrà l'Inps appena imbennata ingressi. Cianci 6,5, su passavamo turno a diventavo capocannoniere dei playoff. Abbiamo un gol di centravanti cannocca e fici in goccia su tutto il fronte offensivo. Cianci Trigno. Zeoli 9,5. Guida la nave in botto, insegnandoci a una vara di soldati di Ventura e chi vuol dire indossare la maglia lo Catania. E Facundo che ci ha sformato il Titanic che era dall'Americo Vespucci. Abbiateci la sua faccia in tuo Morales e di questo aspetti. Grazie Mbare Michele. Eccoci, siamo tornati. Allora ragazzi, ringrazio i cugini, fra poco torniamo da voi, ma intanto do il benvenuto e saluto Marco Carli. Grazie Marco per essere con noi stasera. Ciao, buonasera. Riunione di angeli più Alessandro e Naomi, buonasera a voi. Ciao Marchino. Grazie Marco. Allora, Marchino, scusami, gira voce che venerdì farai preview sulla partita che non ci sarà. Esatto, andrà proprio così. Peccato, veramente, siamo dispiaciuti. Ne parlavamo anche con Angelo Patanè dopo la partita con l'Avellino, no? Pensavamo già che cosa si poteva fare nel momento in cui il Catania avesse passato il turno, ci avevamo creduto Avreste un po' dopo mangiato i gatti a Vicenza. Esatto, esattamente. Però ha imparato tantissimo da te, vero? Si deve portare l'ombrello. Sì. No, ma non perché piove. Abbiamo capito. Va bene. Allora, Sputazzate, visto che c'è Marco, adesso possiamo parlare anche del futuro del Catania. Alessandro, Sì. oggi abbiamo dato delle indicazioni, ne abbiamo in qualche modo fatto cenno anche durante la trasmissione stasera. Sì, abbiamo dato indicazione sulla preferenza che in questo momento guida le possibili scelte dirigenziali sul nuovo allenatore. In testa abbiamo detto c'è Mimmo Toscano, con cui ci sono stati già diversi contatti. Perché Mimmo Toscano? Perché Mimmo Toscano, pur avendo stravinto il campionato a Cesena e avendo vinto anche la Supercoppa, non otterrà dal Cesena il prolungamento del contratto. Lui aveva un'opzione di rinnovo automatico in caso di promozione in B. Lui chiedeva che questo rinnovo di un anno diventasse di 2 anni. Il DS della Cesena Artico non ha inteso assecondare questa richiesta e già il Cesena sta cercando altri allenatori, quindi Toscano è in uscita da Cesena, questo è certo. Il Catania lo ha contattato, si sono già susseguiti degli incontri, pare che ci sia gradimento reciproco, quindi io in questo momento lo metterei in primissima fila. In primissima fila. Poi Posso fare sì, una domanda? c'è. Ma l'allenatore chi lo sceglie in questa Grella, Bresciano e Grella. Bene, quindi il direttore sportivo è una figura secondaria. Perché Chiaramente da che mondo del mondo era il direttore sportivo che sceglieva. Perdonami, contemporaneamente ci sono vari candidati alla poltrona di DDS con cui chiaramente ci si confronta sulla possibilità che Toscano possa essere l'allenatore. Sì, certo. Penso che questa squadra, questa società, forse non abbia ancora appreso bene dalla lezione di quest'anno. Ha avuto da gennaio ad oggi tutto il tempo per intavolare. Da novembre. D'accordo. Perché l'Aneri è andato via a novembre. Ma da gennaio, dal momento in cui... Angelo, le riflessioni però giuste, corrette, vediamo un po' quali sono gli altri scenari. Poi magari scenari. facciamo... Allora, Se abbiamo sei in detto ritardo, oggi ad già anteprima, col direttore Toscano sportivo. più Magalini o Palmieri come direttore sportivo. Palmieri in calo le quotazioni perché potrebbe restare a Sassuolo in Serie B al posto di Giovanni Rossi, che è già stato congedato al Sassuolo. Magalini, che è attualmente al Catanzaro, è sicuramente una candidatura importante, anche quella di Daniele Faggiano, con cui già c'erano stati dei contatti a gennaio, sì, rimane anche lui nella focus dei direttori più valutati dal Catania in questo momento.
Ipotesi Pippo Inzaghi, di cui si è parlato, e di Pasquale Foggia come direttore sportivo, in quanto i due hanno quasi sempre lavorato insieme, in questo momento su una scala di percentuali più bassa rispetto alla prima ipotesi che abbiamo tracciato prima. Possibilità per Caserta? No, a mio avviso Caserta no. Angelo, a te adesso la riflessione che No, stai la riflessione è facendo. breve. Poi sentiamo anche Marco Carli. Tra l'altro, perdoni, su Sì. Toscano stasera Gianluca Di Marzio ha dato anche lui questo Notizia tipo di di questo indicazione che il Catania sta spingendo per Sappiate che abbiamo Mimmo 4 Toscano. minuti da questo momento. Da gennaio è stato decretato il fallimento anche della seconda operazione, rimescolare le carte di questa società, e reputo che il tempo sia trascorso, ne sia trascorso abbastanza per avere già individuato un profilo allenatore, e magari sarà Toscano, ma anche quello del direttore sportivo, che non può prescindere dal ruolo. Correttamente Michele parlava, cioè Chi lo sceglie l'allenatore, però ad onor del vero, nel frattempo dei sondaggi ai vari direttori, chiaramente poi ci si valuta sulla convergenza della scelta dell'allenatore. Io penso che il tempo dei sondaggi sia trascorso. Abbondantemente. Vero è che fino ad avantieri ancora eravamo in corsa per ottenere un risultato miracoloso. Dal momento in cui non si è maturato, reputo adesso che è iniziato il futuro. La prossima settimana deve essere già una settimana da piattaforma, da base sulla quale costruire, perché da lì parti anche su un ventaglio di giocatori che dovranno necessariamente andare via da Catania. Vorrei sentire o Angelo Micale intanto e poi Marco Carli. Allora, abbiamo fatto una rosa di nomi. Ma io personalmente sulla rosa di nomi non ho niente da dire, nel senso che Magalini diciamo, sarebbe il profilo probabilmente migliore da questo punto di vista. Poi se si portasse da presso anche Vivarini non sarebbe neanche male come soluzione. Vivarini era stato sondato dal Catania, ma andrà o al Cagliari o allo stesso Sassuolo. Non avevo dubbi da questo punto di vista, non poteva chiaramente scendere in Lega Pro. Sarebbe stato sicuramente il profilo ideale. Voglio vedere, come si suol dire, la quagliata di tutta questa storia, voglio vedere cosa succede. Tiriamo le somme. Marco, abbiamo fatto questi nomi, tu che cosa ci dici? Ma che è chiaro che quello di Toscano, come dice anche Alessandro, è un nome che ha conferme sicuramente in questo momento. Poi sposo quello che dicevate tutti voi, cioè la realtà vera è che se nelle società sportive, nei club calcistici, c'è una scala gerarchica, diciamo, che è fatta appunto dal direttore generale, dal direttore sportivo, dall'allenatore scelto insieme al direttore sportivo, e che tutte le società che fanno bene hanno questa scala gerarchica, un motivo certamente ci sarà, per cui è importante che il Catania essenzialmente faccia presto a porre le basi di tutto quello che è il lavoro dell'anno venturo, perché poi è questa la caratteristica importante, mettere le basi giuste per arrivare a fare una stagione positiva, non di sali-scendi, di tanti scendi e di pochi sali di questa ultima annata. Grazie Marco, torno da te fra non molto, volevo un paio di Abbiamo messaggi. anche una schermata sulla rosa attuale del Catania con vista futuro. Allora, vediamo questa schermata così almeno chiudiamo con quelle che sono le possibili, poi insomma... L'ordine cronologico in cui l'abbiamo impostato, eccolo qua, è l'ultima, esatto. Con i portieri, sì. ovvero Furlan, Beters, Albertoni. Fermati un attimo, di questi chi confermereste? Furlan secondo. Anche Beters. Furlan Beters. Abbiamo visto poco Beters quest'anno a causa dell'infortunio, peccato. Sì. Beters Furlan va in prestito, già Furlan va come secondo portiere. Andiamo sui difensori. Tu prenderesti un titolare che non sia Furlan, ma secondo me Furlan può fare il titolare. Ok. Difensori, vai Naomi. Rapisarda, Buà, Curado, Conte, Quaini, Castellini, Celli, Monaco, Silvestri e Averi. Terrei Buà, Quaini, Monaco, sì. Castellini e Silvestri. Dei centrocampisti, Indoi, Tommaso Telio. Silvestri. No, poi dobbiamo sentire anche Angelo ragazzi, e non abbiamo Marco. tutto questo tempo. Angelo e Marco al volo. No, insomma, è chiaro che Rapisarda andrà via, ti dico in partenza, quindi ha fatto un buon campionato, Monaco pure, ci vuole una difesa strutturata anche con le riserve, Castellini è il crack di questa dirigenza e dobbiamo ringraziare di questo crack Antonello Laneri, che ne ha portati 2 a Catania, peccato l'altro non ha avuto questa, anche 3, sì. Quest'anno non ha avuto la possibilità di avere respiro come Marco Chiarella. Marco, che ne pensi sui difensori?
Sibua, Castellini e Quaini, i tre che dico, e soprattutto Quaini è un giocatore che, ve lo ricordate, è arrivato con tanto scetticismo, no? Da parte della piazza, sembrava il cocco dell'allenatore, e poi alla fine ha giocato con tutti gli allenatori che si sono susseguiti sulla panchina del Catania, dimostrando soprattutto in quest'ultima parte nei playoff di essere un giocatore da Catania, per cui un giocatore che mi terrei stretto. Andiamo da Angelo Ti aiuto, io passo direttamente ai centrocampisti, così facciamo un po' prima. Però ce li fate vedere i centrocampisti. Allora, i centrocampisti, diciamo che Zammarini e Peralta. Diciamo che Zammarini e Peralta, Welbeck lo terrei come riserva. Beh, andiamo agli attaccanti. Attaccanti facciamo fare a Patanè. Chi conferma? Gli attaccanti non puoi non confermare Cianci per quello che ha fatto vedere, non puoi non confermare Chiarella che è un attaccante puro, non è. Gli ha rinnovato il contratto la settimana scorsa, quando è stato. E quindi anche questo è un rammarico della partita contro l'Avellino. Se ne ho, quello più forte è sicuramente questo. Alessandro, tu? Io terrei Cicerelli, Chiarella e Cianci. Bene, Michele? Io dipende, perché se deve giocare col 3-5-2, francamente Cicerelli mi sembra uno spreco viene assoluto. Toscano e 3-5-2 tutta la vita. 3-5-2, che Chiarella altrettanto, perché non sono giocatori che si trovano bene con questo modulo, perché non fanno tutto il campo. Ci vuole un altro tipo di esterno. Marco? Chiarella che ha rinnovato, che ha prolungato il contratto, e Cianci, ne dico due. Bene, grazie. E sul centrocampo, Teio e Sturaro li terresti? Teio sì, Sturaro no. Bene, grazie. Naomi, adesso qualche messaggio per chiudere. Chiuderei con questo. Buonasera a tutti. Desidero ringraziare l'emittente per consentirci di interagire condividendo le nostre opinioni su ciò che si discute in studio tramite Naomi, alla quale faccio i complimenti per l'ottimo contributo alle trasmissioni Telecolor. Grazie, e mi accodo a questo messaggio, Angelo, ne approfitto, taglio subito i ponti e corto con la fine della puntata. Intanto ringrazio te, Marco Carli e Alberto, per lo spazio che mi avete regalato all'interno delle vostre trasmissioni. Mi avete trasmesso tutta la passione e la professionalità che mettete nel vostro lavoro. Grazie a tutti questi ospiti pazzi e grazie all'emittente che da anni, avevo 16 anni quando ho fatto la mia prima trasmissione, mi regala un sogno, ha regalato un sogno a una bambina di 16 anni che voleva fare spettacolo, e ad oggi è grazie all'emittente se è così. Soprattutto un ringraziamento alla dottoressa Angela Ciancio. Grazie Naomi, noi ringraziamo per l'appunto l'editore Angela Ciancio, ma il responsabile delle produzioni sportive Alberto Cigalini, che ci ha dato la possibilità anche quest'anno di regalare a voi tutti queste trasmissioni. Corner finisce qui stasera, ma la programmazione sportiva non si ferma, perché lo dico ad Alessandro. C'è preview sulla partita che non ci sarà venerdì. Diciamo, per buona parte dell'estate andiamo avanti con la striscia. Anteprima corner che diventerà un focus sportivo del lunedì. Poi certo, se c'era l'occasione saremo sempre pronti ad intervenire. Abbiamo voluto avere stasera con noi Marco, che non può chiudere con preview venerdì perché non c'è una partita da presentare e quindi fa parte della nostra famiglia. Grazie ad Angelo Micale che è stato con noi, ci ha dato, devo dire, il padre della nostra famiglia, esattamente, il papà di tutti noi, il buon padre di famiglia. Il buon padre di famiglia. Mi sento sempre più anziano, grazie. Grazie a Patanè, grazie ad Alessandro Vagliasindi, ringraziamo Naomi ovviamente. In regia oggi sono stati Francesco Gigante, Gaetano Iudica, in regia all'audio Ottavio Longo, ma ci sono stati tanti altri, i cugini, chiudiamo con i cugini che sono stati Monellini stasera con quella rassegna stampa. Intanto volevamo ringraziare a tutti per l'opportunità che ci avete dato. Ringraziamo anche i nostri follower, assicutawer che sono i nostri follower. E volevamo dedicare l'annata sia a Tancredi e sia a Tano. Grazie ragazzi, grazie davvero. Abbiamo fatto un po' tardi, ma era l'ultima trasmissione della stagione. Ci rivediamo l'anno prossimo, siamo tutti qua. Non vi preoccupate, grazie. Una buona serata, fra poco c'è il telegiornale.